Buongiorno a tutti e benvenuti al centro commerciale Emisfero di Bassano del Grappa. Qui diamo inizio alla prima edizione di Junior Stars, il contest Canoro Under 14. Questo progetto, come voi già saprete dai volantini, nasce a seguito all'incontro con Petra, che è un'associazione animalista con sede a Cassola, nata nel 2010, per offrire aiuto agli animali abbandonati. L'obiettivo di Junior Stars è quello di creare un gattile per realizzare delle attività di therapy pet o pet therapy per la Casa dei Nonni, che è un'associazione impegnata nell'assistenza e la cura degli anziani. Insomma, Junior Stars non è solamente un contest canoro, ma un vero e proprio progetto sociale, per il quale ringrazierei fin da subito la KL Format and Communication SRL, che dal 2005 si impegna nella realizzazione di format TV tematici e multimediali, perché non dimentichiamo che Junior Stars è anche un programma televisivo. Siamo qui perché Junior Stars prevede 4 appuntamenti per le audizioni, come quella di oggi, che si svolgeranno in altrettanti centri commerciali, fino a formare 3 squadre, capitanate dai nostri fantastici 3 giudici, che vorrei un applauso, grazie. I nostri 3 giudici, partiamo dalla mia destra, abbiamo Flavio Robert Paltrinieri. Grazie. Grande appassionato di musica blues e jazz, cantante e musicista che da oltre 7 anni è presidente di Inchipped, una società americana che si occupa della ricerca di talenti all'interno di questi 2 grandi generi musicali. E qui ne troveremo tanti, tanti. E speriamo appunto che qui oggi troveremo tanti talenti. Poi abbiamo Beppe Calamosca, docente e musicista jazz che ha formato tanti artisti, tra i quali Francesca Michelin, seconda classificata al Festival di Sanremo, e nel suo curriculum ha anche una tournée con Annalisa Scarrone nel 2013. Un applauso, grazie. E poi abbiamo Giuliana Lucca, giornalista e volto noto di Canale Italia. Ora, come non potrei chiamare sul palco Katiuscia Laneri, la ideatrice del format e fondatrice di KL, che vi spiegherà come funziona il contest. Grazie, a me il compito di spiegare questo gioco, vediamolo come un gioco. Allora, davanti a noi ci sono 3 giudici che in realtà sono 3 capitani di altrettante squadre. Cosa avverrà in questo appuntamento, che è il primo di altri 3 che avremo in altrettanti centri commerciali? Saranno scelti dei ragazzi che dovranno partecipare alla squadra di ciascuno. Quindi i capitani non fanno altro che decidere tra quelli che si esibiranno oggi chi dovrà far parte della loro squadra. Dopodiché ci saranno le eliminatorie che avverranno presso il The Untouchable Show Dinner Club qui di Bassano del Grappa e poi con una finalissima che decreterà il vincitore ultimo, che avrà come premio un inedito inciso e distribuito nelle migliori radio italiane. Bene, il compito mio termina qui per ora, poi ci sono altre cose da spiegare, però nel frattempo facciamo subito salire i ragazzi, facciamoli partecipare e nel caso uno dei 3 giudici sceglierà il ragazzo che canta insieme ad un altro o agli altri 2 giudici, in questo caso sarà il concorrente a decidere con quale capitano andare in squadra. Per convincerlo però i giudici dall'altra parte avranno 20 secondi per appunto convincere i ragazzi a scegliere loro. Allora tanti in bocca al lupo. Ora vi presento il primo concorrente, si chiama Federica Loschi, canta Lontano di Francesca Michelin e ha 14 anni. Io sento e quello che non dico lo penso, qualcosa che succede in silenzio, che anche se non parlo comprendi, in fondo siamo mossi dai sensi, guidati dalle colpe degli altri, deviati da illusori correnti, confusi, felici, lontano, perché non mi sorridi, ti amo.
nessun percorso ad un senso, connessa ma dispersa nel mondo. Io credo che sia sempre il momento per inseguire quello che sento, distante dalle logiche scelgo e ti vorrei da sempre a mio fianco, confusa, felice, lontano. Beh, se il buongiorno si vede dal mattino, devo dire che è proprio una buona giornata. Tu sei brava, hai anche una presenza scenica che comunque è convincente rispetto alla tua età, che ha 14 anni, non ce lo dimentichino, il pubblico. La canzone è stata scelta con cura, è adattissima a te, anche se io trovo che tu potresti già fare qualcosa di un pochino più, diciamo, l'over, un po' più spostato verso un'età diversa. Per quello che mi riguarda posso esprimere la mia candidatura ad averti in squadra, è bravissima, complimenti, brava, brava. Bene. Prego. Tocca a me? Sì. Complimenti Federica, bella presenza scenica, un bel timbro di voce. Avrei scelto un'altra canzone io al posto tuo, però mi sei piaciuta, complimenti. Ti vorrei in squadra con me. Grazie. Brava Federica. Io invece ti dico che hai scelto la canzone giusta, forse solo per il fatto che sai che io ho avuto Francesca da piccolina, ha iniziato le scuole medie con me, poi ha continuato a studiare musica. E una cosa io chiederò a tutti quanti voi: tu canti per la prima volta in pubblico? No, ho già Hai fatto. già cantato? Sì. Infatti si vede che sei spigliata, ecco. si vede che sei abbastanza spigliata. Sei stata molto brava. Grazie. Hai cantato una bellissima canzone, mi piace molto. Beh, insomma, ti convinco perché potresti entrare in squadra con me, visto che insomma io e Francesca abbiamo qualcosa in comune. Cosa dici? Beh, vabbè, tu sei raccomandato. Allora, Oggi gioco in casa io, Flavio, quindi scegli me. oggi gioco in casa io. Quindi? Chi sceglie di noi? Il fascino, l'eleganza o raccomandato? Sì, a me piacerebbe stare con... Oh, ecco, l'hai visto. Grazie. Maestro Calamosca, un punto. Bene, brava. Mamma mia. Bene, Raccomanda. allora la prima Grazie. concorrente ce l'è aggiudicata Peppe. Grazie. Se si parla di confini, se si parla di limiti umani, di pazienza, di amare, di urlare, e mi sono promesso che non ti cercherò, forse mai più. Il destino mi osserva stavolta, no, non posso fermarmi, stavolta sarai tu a guardarmi, come un concerto in piena estate e il mondo che aspetta, come una luce che si accende e il mondo mi guarda. In ogni stadio c'è una storia, il timore, l'amore, la fine di una vita, principio di altre mille, di una voce, di un coro che spaccano il cielo, e cambieremo il mondo, ma cambierà davvero. In ogni stadio c'è la musica tutta la notte, persone vere di cuore o corrotti al confine di un solo universo d'amore, d'amore, lo stadio. E bravo Gabriele, complimenti. Poi Grazie. te la sei suonata e te la sei cantata, bravo. Bravo, bravissimo. Sentiamo cosa ne pensano i giudici. Io trovo che intanto un grande coraggio andare sul palco con lo strumento che ti accompagna, bene, molto bene, bravo. Grazie. Trovo che hai una voce matura rispetto alla tua età, è un timbro su cui si può lavorare bene. Io mi spendo dicendoti che si potrebbe fare di te un cantante interessante a tutto tondo, credo di avere le capacità di farlo, visto che adesso sembra che i concorrenti siamo noi, quindi ci spendiamo bene. Io mi candido ad averti perché comunque secondo me uno che si accompagna con lo strumento ha una personalità importante. Bene, cerca di scegliere me, o se no sai che ci sono conseguenze gravi, no? Nel tuo futuro, ok? Mi sembra che siano messaggi intimidatori. Mafiosi, da una mafiosi. parte c'è il raccomandato, Si minaccia. dall'altra non gioco più in casa a Minacciare, questo Flavio. punto. No, Gabriele io lo trovo
Bravissimo, bravissimo, anche perché sappiamo che cantare Tiziano Ferro non è assolutamente facile, quindi insomma hai anche la prerogativa di saper già suonare uno strumento, quindi ti conviene venire con me, ti conviene davvero. Grande carriera, grande futuro. Gabriele, ci conosciamo io e te? Mi sembra di sì. No, non saprei. Un'altra Ti raccomandazione. ricordi di me, vero? Sì, forse. Ascolta, a dirti che sei bravo lo sapevo già, perché sappiamo i nostri, ci conosciamo molto bene. Ascolta, io sai cosa? Mi sei venuto in mente adesso, vedendoti con la chitarra, accompagnandoti così, con la tua voce che è già una voce, come diceva Flavio Matura, hai già la voce d'adulto. Prossima volta, sai cosa devi cantare secondo me? Una bella canzone di Alex Britti. Sì. Ti Vero. vedo come Alex Britti. Vero. Oppure, come so, porta una tua canzone perché Gabriele scrive già delle canzoni. Bravo. Gabriele scrive già delle canzoni, io... possiamo dirlo, dai, Gabriele è un mio allievo, per cui... Non l'aveva capito nessuno. Gabriele è un mio allievo. E allora c'ha ragione Flavio. Che... raccomandazione oggi, tremenda. ragazzi, oggi gioco in casa, per cui Allora, scusami, mettetevela via. possiamo tutti e due. sentire 4 battute di un tuo brano? Ci hai incuriosito. Bravo. 2 battute di un tuo brano, forza. Vai. Amica mia, sempre in testa. Amica mia, sei la festa. Amica mia, dai colore. Amica mia, mi fai battere il cuore. Mi fai scoprire nuovi mondi ascoltandoti. Apriamo insieme nuove strade accompagnandoci. Sei sempre uguale, pur diversa ad ogni nota. Non sei mai la stessa, sei vita piena, sei allegria. La tua voce è melodia. Corri, corri, più che puoi. Corri, corri, vento sei. Corri, corri, vola vai, corri, corri, non ti fermerà. Bravo. Flavio, non c'è bisogno di dare un inedito a Gabriele. No, perché infatti ce l'ha stavo ce l'ha proprio già, commentando ce l'ha così. già. Sì. Sull'inizio non avevo capito che era dedicata alla musica, infatti volevo chiedere se poi avevi avuto rapporti intimi con quella che l'avevi dedicata. In realtà hai un rapporto intimo con la musica ed è una bella cosa per te. Bravissimo. Bravissimo. Grazie. Bravo anche a tuo maestro, a questo punto bisogna dirlo. Volevo chiedere anche un parere di Davide, visto che Davide abbiamo un personaggio grossissimo della musica leggera. Cosa io dici ti Davide dico- tu? Io ti dico Ti solamente rivedi una un po' cosa, in lui? Che lui è già più bravo di me, è già più avanti di me, perché io non suono e non scrivo. Quindi complimenti, è veramente bravo. Io scelgo Calamosca. Ancora. Dai pure. Presentiamo il prossimo concorrente, Antonio. Ciao. Con chi sei qua? Ciao. Tutta la comitiva, mia mamma, nonna, zia, sorella, cugini, fratelli, tutti. Canto Uptown Funk di Bruno Mars. E Mark Ronson. Grande. Vai. Bene, ti lascio il palco e convinci i giudici. Sarà dura. No, con Uptown Funk, Antonio. Tu. Tu, turu, tu, turu, tu, tu. Tu, turu, tu, turu, tu, tu. Tu, turu, tu, turu, tu, tu. Da, da. Ho! This is the dice commercial fight for white gold. This one from Road Girls and Good Girls. Three masterpieces. Silent, wallet, living it up in the city. Got tracks on, we say they're wrong. Gotta kiss himself so pretty. I'm too hot dance. For the police and a fireman. Too hot dance. Make a dragon war retirement. Too hot dance. Say my name, you know who I am. Too hot dance. I'm a band buyer that money back it down. Girls say hallelujah. Ooh, girls say hallelujah. Ooh, girls say hallelujah. Ooh, 'cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday rowdy and the spot. Don't believe it, just watch. Come on! Don't believe it, just watch.
Bravissimo Antonio! Oh, ma hai visto cosa hai creato in questo centro commerciale? Ballavano tutti, sei Sì, un animale, sei una bestia, bravissimo, Yes! grande, Vivo! veramente bravo. Ma quanti anni hai? 11. 11 anni con questa energia, cioè ma dove li capito. troviamo? Veramente bravissimo, pazzesco. Flavio, posso dirti Bravo, posso dire una bravo. cosa io prima? Se dici che deve No, venire posso dire con una te, cosa? Se dici vado che è un tuo via. allievo. Posso dire una cosa prima? Sì? Allora, prima di dire qualcosa su Antonio. Antonio, mi allievo anche lui, devo dire una cosa. Devo ringraziare Flavio, Katiuscia e tutto lo staff per aver organizzato questa manifestazione. Vorrei un applauso da tutti. Grazie. Perché dare la possibilità a questi ragazzi di esprimersi e di cantare in pubblico, cosa che non avrebbero mai fatto molto probabilmente, è una cosa bellissima e grandiosa. Quindi ringrazio di cuore. Allora, prima poi torniamo ai nostri giochi, però questa cosa mi sembrava doverosa dirla e ringraziare ringrazio. tutto lo staff. Ora lascio la parola ai giudici perché devono esprimere il meglio per la tua esibizione, veramente. E secondo me sei già un divo, un micro divo. Hai una gestualità perfetta per stare dove stai ora. È come posso dire, lavorare con te, lavorare con la meglio dell'universo. E quindi che dire, ho un sacco di idee su di te. Se mi scegli faremo belle cose. No, io prima, Antonio, volevo farti una domanda. Lo conosci? No, Purtroppo è in classe con Cioè, me. io Cioè, è il purtroppo mio sì. prof. Però Antonio, sai che per migliorare bisogna sempre cambiarli i professori? Brava. Sì, però Cioè- mi sta simpatico. Ho capito. Vabbè, comunque io ti dico solo che tu sei un gran televisivo, cioè tu proprio buchi il video, buchi lo schermo, al di là della presenza scenica, ti sai muovere, sai cantare molto bene, però tu sei sicuramente un televisivo. Dopodiché se vuoi andare con lui, peggio per te. Sei fantastico Antonio, bravissimo. Tocca a te. Tocca a Dai, che te. scegli. Non riusciamo a metterci d'accordo. Come Quindi. sempre. Non per offendere gli altri, però io sceglierei Flavio. Dai, Per provare! Sto sempre con lui! Nothing I fear, and I know that my heart will go. Forever is the way you are safe in my heart. My heart will go Ma bravissima, ma cioè ho la pelle d'oca, veramente la pelle d'oca. Cioè, voglio ricordare a 12 anni. Cioè? A 12 anni una canzone così impegnativa veramente boh. Lì come ci sono tutti, guarda. Eleonora, ma tu studi, cioè Sì. cosa studi canto, musica? Sì, studio canto e suono il pianoforte. Da quanti anni? Allora, studio canto da 4 anni e suono il pianoforte da 2. Bravissima, Grazie. cioè anche Molto perché brava. conosciamo la voce di Céline Dion, cioè tutto questo andare su e giù, quindi sì. salire di tono così non è sicuramente straordinaria. Grazie. Io ti faccio davvero i miei complimenti, ti invito a scegliere me, però ovviamente no, Bravissima. sono rimasta basita, cioè molto bravissima Eleonora, complimenti Beppe. Brava, canzone difficile, quindi non è. Hai scelto una canzone non facile.
Céline Dion ha una voce stupenda e tu sei stata veramente all'altezza, molto ma molto brava. Vogliamo sentirti anche al pianoforte, quindi pianoforte e voce. La prossima volta trova una canzone dove suoni il pianoforte e canti. Brava, scegli me se vuoi. Guarda, Grazie. Che dire, sei una voce praticamente già impostata, hai delle possibilità incredibili, si sente, gestualità da cantante che studia, quindi la domanda era retorica, l'avevamo capito tutti. E chiaro che su di te si può lavorare tanto, diciamo che rispetto agli altri concorrenti rappresenti meno una sfida, perché sei oggettivamente una bravissima. Grazie. Quindi personalmente mi vengono in mente 200 o 300 canzoni che potresti cantare. Detto ciò, lascio scegliere a te perché mi sembra che ne sai una più del diavolo, quindi scegli pure in base alla tua sensibilità. Scelta difficile. Sì. scegli bene. Calamosca? Ancora? Beppe. Bene, grazie. Beppe a 3. Non te ne pentirai, non te ne pentirai. Grazie. Credo che la vita sia il confine tra i tuoi desideri e la tua strada. Credo il bene generi altro bene e che la sofferenza venga ripagata. Credo che lottare a denti stretti dia valore ad ogni tuo obiettivo. Credo che soltanto con i sogni puoi sentirti vivo, anche nei giorni più scuri e nei momenti peggiori. Avrà una stella cometa a illuminare la strada. E se cadrai tante volte, ti alzerai sempre più forte. E sorrido sempre, anche quando non va bene niente. Io sorrido sempre, per nascondere le sofferenze. Io sorrido sempre, anche quando non va bene niente, ma basta una gioia inaspettata per guarire ogni ferita, perché sono le piccole cose a cambiarci la vita. Mamma mia, veramente oggi, cioè Bassano, È un problema, sì. Bassano è terra di voci, ragazzi. C'è Sì, poco da fare. c'è poco autoreferenziale questo commento, ma comunque è vero. Cioè io sono anche di parte, però, perché qui vengo a fare la spesa anche, però vabbè. Asia, complimenti, sei perfetta scenicamente, bella voce. Da controllare un pochino gli alti e i bassi, ma te ne sei accorta anche tu, però strepitosa presenza scenica, sei già una cantante secondo me da andare. No, mi veniva in mente X Factor a me. Chissà perché. Mi veniva No, proprio in veramente, mente cioè, questo. Lei Complimenti. cioè lei ha 11 anni. Anche la scelta della canzone, Sì, una sì, canzone sì, proprio sì. adatta a lei, quindi Sì, sì. bravissima, Veramente. veramente. Facile allontanarsi, sai, se come te anche lui ha i suoi guai, ma quando avrai bisogno sarà qui un amico
Canoro, che dici? No, Angela è bravissima, No, è è bravissima. bravissima. No, io mi sono commossa. Ah. Mi sono commossa perché Angela mi ha fatto venire in mente, allora adesso io non lo so, di sicuro Beppe e Flavio non lo sanno, però insomma io ho frequentato l'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico quando ero molto più giovane, e quando ho fatto il mio provino di canto, che ho portato una canzone di Mina, io ero molto molto emozionata e tenevo le mani in tasca come te, e, insomma, ed ero un po' rosse, con le gote un po' rosse come te, quindi tu mi hai ricordato molto me in quel momento, però tu hai una bellissima voce, stupenda, Bravissima. una bellissima voce. Sei brava, sì, sottile. Una bellissima voce, su di te c'è un po' da lavorare, nel senso che hai questa, come me ti ripeto, estrema timidezza, però come dire, con un po' di scuola tu diventerai una grandissima cantante. Complimenti, complimenti. Un applauso, brava. Angela è un po' timida, si vede da come... Hai bisogno di una persona, hai bisogno di coraggio, ma sei molto brava, hai una bella voce, solo che non la stai ancora buttando fuori, no? Quindi quando tu acquisterai coraggio, quando sarai sicura di te, sicuramente canterai in maniera molto ma molto diversa, va bene? Adesso sei un po' chiusa, devi cercare di buttarti fuori, essere tranquilla, più serena. Capisco che per te è la prima volta, tu canti per la prima volta? Sì. In pubblico? Sì. Quindi hai già fatto... Brava Angela, brava. Hai Brava, già sì, sei fatto una coraggiosa, cosa bravissima. grandiosa, cioè quella di mettersi in gioco e di cantare in pubblico. Quindi hai già vinto non una battaglia, hai vinto già una guerra, tu stai già partendo bene. Secondo il mio parere, e cerca di seguirlo, no perché io non ti voglia, perché... Devi scegliere me. No, Sì, devi scegliere me. ma fammi finire, sta buona. Devi scegliere sta me. buona. Arrivo. Noi ci vediamo spesso, perché io e Angela ci vediamo. Secondo me ti potrebbe essere molto utile, lo dico sinceramente, Giuliana, perché con il fatto che Giuliana ha questa parte televisiva e come diceva ho sentito adesso che è stata in questa scuola, ti potrebbe essere molto ma molto d'aiuto. Bene, perfetto. Sì, eccoci qua di nuovo, bene, bentornati, un applauso. Grazie. Bene, io darei subito la parola ai giudici, che voglio sapere le vostre sensazioni e cosa pensate di questo primo blocco di ragazzi. Vai Beppe, comincia tu. Dai Beppe, prego, a te la parola. Cosa penso di questi ragazzi? Sono rimasto sorpreso perché abbiamo trovato dei ragazzi con un livello musicale molto ma molto alto, molto bravi, molto preparati, nonostante sia per qualcuno la prima esperienza a Canora. Quindi veramente veramente bravi, e sicuramente anche gli altri saranno bravi così, credo. Giuliana? Concordo con quello che ha detto Beppe, ragazzi molto, molto preparati, già con un buon livello, e soprattutto capaci di stare sul palco, e questa è una cosa che insomma 11-12 anni non è semplicissima, non è frequente, quindi devo dire che è un ottimo talent show questo. Sono veramente contenta e soddisfatta di parteciparvi. Parlo io? Sì. Beh, allora non spendo più niente sui cantanti perché si sono presentati da soli in maniera sconvolgente, nel senso che sono bravissimi. Quello che posso dire, che spero che dietro mi sentano, è che un'altra rivelazione di questo bel format a cui partecipiamo volentieri è il presentatore Davide Merlini, che mi ha veramente stupito. Grazie. Veramente molto bravo, molto, molto convincente. Questo mi fa capire che veramente questo posto porta bene. Prima di introdurre il secondo blocco di ragazzi, volevo far salire sul palco ancora Katiuscia, l'ideatrice del format, che vi spiega la seconda parte del format, cioè dopo le audizioni ci saranno dei bootcamp, delle finali e dei vari premi assegnati. A te la parola. Allora, giudici, capisco che è complicato sceglierli perché sono tutti veramente bravi, bravissimi.
però non lasciate la palla a loro, non fatevi scegliere da loro, siete voi che dovete litigare fra voi per accaparrarvi il migliore. Quindi questo lo volevo sottolineare. È ovvio che poi vorranno andare tutti con Beppe Calamosca, che ha portato il maggior numero di ragazzi qua. Allora, vediamo quanto siete bravi ad aggiudicarvi i campioncini, quelli che porterete alla finale, perché vi spiego, c'è un concorso collaterale a questo qui che si chiama, noi abbiamo chiamato i social bootcamp. In cosa consistono? I ragazzi che sono stati selezionati nel periodo che va da oggi fino a quando ci saranno le eliminatorie, e lo ripeto, si terranno presso il The Untouchable Show Dinner Club di Bassano del Grappa, che è un locale qui di Bassano del Grappa che, pensate, ospita artisti internazionali ogni settimana, i veri intoccabili della musica internazionale, e voi avrete la possibilità di esibirvi sullo stesso palco di questi intoccabili. È una grande possibilità che dà il nostro main sponsor, il The Untouchable Show Dinner Club di Bassano del Grappa, che è solo a Bassano del Grappa, e agli altri locali invece sono in giro per gli Stati Uniti d'America. Io farei un applauso alla The Untouchable Show Dinner Club. Dicevo, nel periodo che va dal momento in cui siete stati scelti dal giudice fino alle eliminatorie che si terranno verso la fine di maggio, voi vi dovrete preparare una bella canzone per intero, e mentre lo fate ci aspettiamo da voi riprese, fotografie che potrete postare sulla fan page di Junior Stars, e potrete essere votati, giudicati dagli amici, dai parenti, da tutti quanti vedranno il video. Per chi riceve e raccoglie maggiori likes c'è in palio un iPhone di ultimissima tecnologia, ok? Bene, detto questo arriveremo alle eliminatorie. Alle eliminatorie sarà il pubblico a votarvi, i giudici sono i vostri capitani, quindi a giudicarvi sarà sempre e soltanto il pubblico. Anche in quell'occasione sarà a voi il compito di coinvolgere quante più persone possibili direttamente al locale o attraverso Facebook o il sito internet o i social network. Spero di essere stata chiara, e ora io non posso toglierti il microfono, mio caro, qui il compito è tuo di fare il conduttore. Davide Merlini. Grazie. Lasciamo spazio al settimo concorrente. Aurora, prego. Fermo e restante nel luogo dei miei natali, delle mie battaglie normali. Oltre le barche, oltre i pescatori, ritrovo te. Che in ogni cosa che manca dentro me ti vedrò, ma sai, tutto va irraggiungibile nel buio dietro le nuvole. Cerca nel punto più fragile, riesci a sentire il rimpianto di te, riesci a sentire il rimpianto. Abbiamo visto sprazzi di rimpianto di te belli. Hai avuto un graffiato a un certo punto che mi ha fatto pensare a una cosa, come posso dire, interessante sulla quale lavorare, quindi io vorrei che tu fossi mia, e nel frattempo che loro ti faranno i commenti loro, ho lavorato sotto banco per cercare di aggiudicarmi il concorrente, speriamo di avercela fatta. Allora, Flavio ci ha convinto, abbiamo deciso di assegnarti a Flavio, e sei brava. Grazie. Devi solamente vincere un po' la timidezza. Dai, buttati di più la prossima volta, non avere paura.
è un gioco, ti devi divertire. E Quindi poi c'ha lo 007. sei lo James 007. Sei stata bravissima. Vedrai che con Flavio diventerai ancora più brava. Sì. Ok, grazie. Brava Aurora, brava, complimenti. Bene, Complimenti. bene, bene. Sarà difficile diventare grande prima che lo diventi anche tu che farai tutte quelle domande, io fingerò di saperne di più. Sarà difficile, ma sarà come deve essere. Metterò via i giochi, proverò a crescere. A modo tuo andrai, a modo tuo camminerai e cadrai, ti alzerai sempre a modo tuo. Bravissima, Grazie. bravissima, bravissima. Brava, grazie. Che dire, la canzone è difficilissima, canti una canzone di una signora che è una delle più grandi cantanti a mio parere italiane di tutti i tempi, per quello che ne posso capire io, anche più moderna. Sei stata brava, l'hai interpretata benissimo, io ti trovo un concorrente di tutto rispetto. Brava, bravissima. Molto brava. Io lascio la parola a Giuliana. Bravissima, davvero. Tonalità, vocalità, presenza scenica. Io ti vorrei in squadra con me se gli altri due giudici siamo d'accordo. Siamo me lo d'accordo. permetteranno. Sì, sì. Faremo un bel lavoro insieme. Grazie, Brava, grazie mille, bravissima, complimenti. brava. E poi ho sentito un'emozione accendersi veloce, farsi strada nel mio petto senza spegnere la voce e non sentire più tensione, solo vita dentro di me. Nessun grado di separazione, nessun tipo di esitazione, non c'è più nessuna divisione tra di noi, siamo una sola direzione in questo universo che si muove, non c'è nessun grado di separazione. Davo meno spazio al cuore, più alla mente, sempre un passo indietro e l'anima in allerta, e guardavo il mondo da una porta mai completamente aperta e non da vicino. E no, non c'è alcuna esitazione finalmente dentro di me. Nessun grado di separazione, nessun tipo di esitazione, non c'è più nessuna divisione tra di noi, siamo una sola direzione in questo universo che si muove. Allora, prendi un bel respiro. Bravissimo. Noi ci siamo già messi d'accordo, sai, volevo solo dirti che sei veramente bravo. Grazie. La cosa che mi ha colpito molto di te è che hai una naturalezza nel cantare che è pazzesca. Cioè, tu canti naturale. Hai una vocetta ancora, deve maturare perché però sei intonatissimo, quindi questo denota che hai una grande musicalità e la naturalezza con cui canti è disarmante. Quindi farei un bel applauso, veramente, bravo. Poi sei anche bello, sei un bel ragazzo, ma tu avrai tutte le ragazze che ti caderanno i piedi. O ti cadono già i piedi? Me ne basta una intanto. Ah, te ne basta una? Abbiamo già Per il momento sì. pretending. Bravo. Quindi abbiamo già deciso, ti prendo io, Alberto. Ok? Va bene? Bene.
Sicuramente Beppe saprà tirare fuori il meglio di te perché è un grande talento sto ragazzo, bravo. Possiamo Complimenti. commentare anche noi qualcosa? Possiamo fargli anche noi qualche complimento? Sì, certo. Abbiamo già certo. giudicato concorrente a Beppe, quindi non ci sono problemi. Ci tenevamo, almeno io personalmente, ci tenevo a dirti che sei quasi un protagonista già affermato, nel senso che entri sul palco e sei credibile, ok? Grazie. Credibile è una cosa bella. Poi col tempo Calamosca saprà trasformarti in incredibile, che è una cosa ancora più bella. Grazie tante. A voi. Nonostante tu sia già in squadra con Beppe, Alberto, io ti voglio fare i miei complimenti. Hai cantato veramente molto bene, la canzone che è stata interpretata da una donna, e complimenti anche per il look. Mi sembra di vedere mamma e papà, non lo so se sono loro, però sì, molto, molto soddisfatti, entusiasti e orgogliosi di questo ragazzino. Complimenti veramente, Alberto. Molte grazie. Bravo. Sono scappata via quando mi sono vista dentro un labirinto, senza decidere. Ospite in casa mia, con sillabe d'amore tutte al pavimento, come la polvere. Ma arrivi tu che parli piano e chiedi scusa se ci assomigliamo. Arrivi tu, da che pianeta? Occhi sereni, anima complicata, anima complicata. Che cosa simile a te a trasformare il suono della rabbia? Che cosa simile a te, un bacio in fronte dopo sulle labbra. La meraviglia di essere simili, la tenerezza di essere simili, la protezione tra essere simili. Giulia la voglio con me. Giulia, siamo anime complicate, lo sai. Devi venire con me. È vero, vi chiamate quasi uguale. No, sì, Giulia. Tutte le Giulie sono anime complicate. Sei bravissima, hai avuto un po' di emozione, ma ci sta, è normale. Anche dopo tanti anni di esperienza, guarda, ce l'ho ancora anch'io nel mio lavoro. Però sei bravissima, hai un'ottima tonalità di voce, possiamo fare molto insieme. Grazie. The days are calling, the cars are falling the same. We see are made of gold. When your dreams are filling the holes, we hit on the war stove up and the blood drops still. I wanna hide the truth, I wanna shelter you, but with the beast inside, there's nowhere we can hide. No matter what we breathe, we still are made of greed. This is my kingdom come, this is my kingdom come. When you feel my heat, you can feel my heart. He's on my demon side, he's on my demon side. Don't get too close, he's dark inside. He's on my demon side, he's on my demon side. Un grosso applauso. Bravissima, complimenti, canzone molto difficile, brava. Ascoltiamo i giudici. Allora Angelica, bravissima, a parte qualche piccolo scompenso della ritmica con la base, ma però comunque sei stata veramente molto molto brava, io ti conosco molto bene, so che tu suoni anche il pianoforte, quindi la prossima volta ti vogliamo vedere pianoforte e voce, ok? Ok. Quindi molto molto brava. Adesso Grazie. dobbiamo metterci d'accordo perché io ti vorrei, però c'è anche Flavio, mi sembra che... Beh, intanto io voglio dire che ha scelto un brano di uno dei gruppi più illuminati degli ultimi 5 anni. Sei bellissimi, bravissimi, Grazie. difficile, vuol dire che conosci la musica, hai una pettinatura molto ura hip che a me piace, affascina tanto, quindi credo di non poter stavolta rinunciare in modo lascivo al fatto che tu vada in squadra da Beppe e insisto perché tu venga da me. Grazie.
Angelica, complimenti, brava, mi sei piaciuta molto, credo, però in questo caso la lotta è tra due giganti, quindi insomma io ti faccio i miei complimenti, ma a meno che non ci sia giganti perché siamo grossi a tutti e meno che due. non ci sia un Per quello dici ribaltamento. giganti. Dunque, Cioè, lascio la palla loro. No, vabbè, allora guarda, Angelica, noi ci vedremo perché ci vediamo spesso, però Mister Paltrinieri mi ha convinto e quindi io ti cedo a Paltrinieri. sei in squadra con me? Sei contenta? Sì. Lavoreremo molto sulla tua parte groove. Ci vediamo presto, grazie. Bene. I close my eyes, the lantern dies, the sense of awakening, while honey and dew, childhood games, woods and lakes, streams of silver, toys of olden days, meadows of heaven, meadows of heaven, the flowers of wonder and the hidden treasures in the meadow of life, my acre of heaven. Grazie, bravissima veramente. Complimenti Eleonora, sei stata straordinaria, formidabile. Poi hai scelto una canzone veramente tosta, particolarmente difficile, con una Una delle mie grande... preferite poi. proprio l'hai cantata bene, si vedeva anche che ci hai messo l'anima, ci hai messo il cuore e la passione. Complimenti. Grazie. Molto brava, qualche problemino l'hai avuto, vero? Però cerca di migliorarti un pochettino, ma sei molto molto brava, hai scelto una canzone difficilissima da cantare, quindi abbiamo apprezzato tantissimo il fatto che tu ti sia cimentata su una canzone veramente impegnativa, quindi molto brava. Grazie. Bene, io mi candido assolutamente ad averti in squadra, ho una passione particolare per Nightwish e per tutto quanto c'è intorno, partendo da Clannad e arrivando fino alla fine della storia. Mi piacerebbe collocarti in Scozia a fare cose che ti piacciono, se me lo lasciano e me lo permettono lo faccio, quindi spero che tu venga in squadra con me, sentiamo gli altri giudici. Beh, io sono d'accordo, va bene. Sono d'accordo Perfetto, anch'io. benvenuto a bordo. Niente, io mi trovo qui vicino a due colossi, come ben notate. Dai coi colossi perché hanno una bella stazza, ecco, diciamo così. Niente, volevo un po' parlare di voi, delle vostre esperienze, di cosa ne pensate della musica, di come la vivete, visto che sono tanti anni che siete dentro l'ambiente musicale, come la vedete, cosa ne pensate, se anche per voi è un'emozione essere qui a giudicare e a fare questo lavoro. Ecco, la parola a te, Flavio. Beh, la prima cosa che ti posso dire è che vista da qua è un'emozione per forza, perché guarda che meraviglia, c'è gente attenta, gente bella da vedere, artisti bravissimi, che l'emozione sia una musica te lo dice questa gente che guarda, non ci sono problemi. E poi faccio complimenti anche al pubblico di Bassano, che non l'abbiamo ancora ringraziato, che sarebbe una bella idea, perché è una città veramente musicale, sarà il fiume, non so cos'è, però è interessante e per questo chiedo a Beppe di spiegarcelo, perché lui lo sa meglio di noi perché Bassano è così musicale. Allora, Bassano musicale, no, io non so perché Bassano sia così musicale, sinceramente. Comunque credo che di ragazzi così ce ne siano dappertutto, bravi così. L'importante è che ci sia la possibilità per questi ragazzi, come c'è stata oggi, e per questo continuo ancora a ringraziare tutta l'organizzazione, Flavio, Catiuscia e tutto quanto lo staff di questa bellissima organizzazione che dà la possibilità, bravi, applaudite, che dà la possibilità a questi ragazzi di esprimersi
Io ho iniziato a fare musica da bambino, avevo 5 anni quando ho iniziato a suonare il primo strumento, che è la fisarmonica. Poi sono passato ad altri strumenti, suono altri strumenti, ma questo a voi non interessa, non importa. Stiamo parlando dei ragazzi. Vi assicuro che stare qui sul palco con tanta gente davanti emoziona anche me. Quindi immagino per loro, per questi bambini cosa possano provare a trovarsi nel palco con un microfono e dover cantare davanti a tanta gente. Quindi hanno già superato una montagna. Poi sono stati anche bravi, hanno cantato bene. Quindi anche Davide può darmi conferma di questo, anche lui ha provato questi momenti. Quindi è un'emozione grandissima quella dei ragazzi, dover potersi esibire davanti a tanta gente, davanti ai genitori, ai papà, alla mamma e agli zii. Ed è una cosa bellissima, ed è soprattutto un'iniziativa che dovrebbe essere estesa in tutto il territorio italiano, questo qui, per dare la possibilità a questi ragazzi di cantare, di esprimersi. Se i ragazzi hanno un'attività musicale, come può essere quella sportiva e quella musicale o quant'altro, assolutamente non hanno la possibilità di buttarsi in altre strade che sono quelle molto pericolose. Quindi quello della musica, dello sport è assolutamente un'iniziativa, grazie, un'iniziativa che va presa, ma non deve essere presa da privati, deve essere presa da chi ci sta più alti di noi. Purtroppo non è così. Quindi ancora un grazie a tutti questi personaggi che danno questa grande possibilità. Grazie a tutti. Volevo invitare anche Giuliana, se voleva venire a dire qualcosa. Grazie mille. Un applauso anche a lei. Prego. Che emozione! No, sembrano, come dire, complimenti sperticati, però in realtà abbiamo visto tutti giovani talenti, spesso autodidatti, quindi insomma questa è una cosa molto, molto, molto importante. Devo dire, ahimè, che le nuove generazioni hanno una marcia in più, perché insomma non credo che noi a quell'età sapessimo fare quello che fanno loro, anche perché, ripeto, stare da quella parte è un conto, così come stare dall'altra parte di una telecamera, e stare invece davanti a della gente e cantare mentre la gente va a negozi, eccetera, non è facile. Quindi io voglio fare i complimenti a questi ragazzini, ovviamente anche alle loro famiglie, un ringraziamento particolare a chi questa cosa l'ha voluta, l'ha organizzata, perché è sempre un modo per socializzare, per stare insieme, per conoscersi, e credo che questa sia una cosa importantissima. Quindi grazie a Flavio, grazie a Katusha, grazie ovviamente a Beppe e a te. Magari, non lo so, alla fine mi piacerebbe sentirti cantare qualcosa, non lo so se sarà possibile. Grazie soprattutto a voi che siete stati con noi e che continuate a seguirci. Grazie mille a voi. Prego, se volete accomodarvi nei vostri posti. Io avrei il piacere di presentare, anzi ho il piacere di presentare il numero 14, Giulia Crestani. Benvenuta. Benvenuta, grazie mille di essere qua. Un grande in bocca al lupo. Grazie. Guarda quanta gente che è venuta tutta per te, mi raccomando, in bocca al lupo. Un applauso a Giulia Crestani. Paro come se il mondo fosse qui per me. Nel mio cielo ci sei tu, è una strada da percorrere. Quando sei vicino a me, ho mari in cui mi perderei. Mi rubi un bacio e sai che ormai il tempo è tutto qui per noi. Tu dimmi che non basta, dimmi che non scorderai, ai, 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 quello che c'è tra di noi. Sai che voglio solo te e la luce
che fa grande, perché hai occhi che mi guidano in volo tra le nuvole. Ma se il vento cambierà, dimmi che sarà di noi. Sai che solo un attimo ed io verrò dovunque andrai. Tu dimmi, dimmi che non basta, dimmi che non tornerai, ai, 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 quello che c'è tra di noi. Dimmi che non basta, dimmi che non tornerai, ai, 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 quello che c'è tra di noi. Grazie. Brava Giulia, brava, un forte applauso. Grazie Forte mille. applauso. Brava. Sentiamo i giudici cosa hanno da dire. Giulia, molto bene. Grazie. Canzone che non conoscevo, cioè l'avevo già sentita, ma quando hai detto il titolo non mi diceva niente. Grazie mille. L'hai cantata con un'intonazione ottima, mi è piaciuta. E mi è piaciuto anche la spontaneità con cui hai accompagnato con i movimenti del corpo. Secondo me tu hai bisogno di un grande maestro di musica per crescere, per cui mi autocandido a fare in modo che tu finisca in squadra con Beppe, che secondo me su di te farà un lavoro straordinario. Grazie mille. Sei d'accordo? Va bene? Sì. Ok, brava. Grazie. Brava Giulia, brava Grazie Giulia. mille. Brava Giulia. Every night in my dreams I see you, I feel you, taste how it's love you far across distances and spaces between house you come to show you near far wherever you are I believe that here does go. Once more you open the door and you hear him, I hear his Bravissima. Ma anche tu sei giovanissima. Quanti anni hai? 11 anni. Brava 11 anni. Alessia. Veramente strepitoso, bravissima. Lasciamo la parola ai giudici Brava che avranno Alessia, sicuramente cose belle da dirti. Complimenti, c'è un po' di emozione c'è stata, ma ripeto, è giusto che sia così. Hai scelto una canzone anche tu particolarmente difficile, però mi sei piaciuta, ti vorrai in squadra con me, ovviamente se gli altri giudici me lo permetteranno, perché credo che con te ci sia tanto da fare e tanti obiettivi da raggiungere. Noi siamo d'accordo. Complimenti. Sì? Sei stata molto Siamo brava. d'accordo, bravissima. Hai scelto una canzone difficile. Sei tanto emozionata, ma è normale che tu sia emozionata. Vedrai che la prossima volta che tu canterai, che salerai nel palco, sbranerai tutti. Ti vogliamo vedere cattiva, con grinta. Va bene? Bravissima comunque, brava. Brava, Grazie. ciao. Grazie. Ciao. Quando arriva la notte e resto sola con me, la testa parte va in giro in cerca dei suoi perché, né vincitori né vinti, ci sconfitti a metà. L'amore può allontanarci, la vita poi continuerà.
vita poi continuerà. Continuerà. Bravissima, veramente bravissima. Ha emozionato tutti, i giudici si sono alzati tutti in piedi, standing ovation, veramente. Complimenti, veramente, veramente, veramente tanti. La parola ai giudici. Vai. Devo dire che la canzone di Arisa è probabilmente la più bella che ha fatto, ma tu l'hai fatta straordinariamente bene. L'allieva ha superato la maestra, davvero, complimenti, non hai sbagliato una nota, sei stata semplicemente straordinaria. Ti prendo in squadra con me, so già che litigheremo, so già che succederà Abbiamo il già finimondo. trovato un accordo. Forse troviamo un accordo io e Abbiamo Beppe. trovato un accordo io e Giuliana. Sai qual è l'accordo? Che allora Giuliana ti prendi squadra, ma io voglio scriverti un inedito per te. Va bene? Accetti? Sì o no? Ok. E io vorrei però il contratto discografico. Va bene, allora sei già ormai a posto. Ok, tu, a posto. No, però posso una curiosità, Dica. una curiosità. Perché tutti questi ragazzi che stanno cantando così bene, io vorrei capire da dove nasce il loro interesse, non tanto la loro formazione. Tu, Aurora, da quanto tempo canti? Come mai questa passione? Io canto da 1 anno Sì. e è nata così per caso e da lì ho continuato Vai a cantare scuola? e Stai andando a scuola? Brava. No, perché allora mi chiedo quanto, dal momento che c'è una vastità così di talenti, poi più o meno da coordinare, da sistemare, da mettere a posto, mi chiedo quanto abbiano contato i talent show. Beh, secondo me... Cioè, non lo so, guardavi me- i talent show e vedete Secondo che me- questo è un Allora- passaggio sociale molto importante. Ah, sì? Posso dire una cosa? Molti criticano questi talent show. Invece secondo me non solo danno la possibilità a molti ragazzi di cantare. Una volta chi voleva cantare o andava a cantare nei locali e quindi intraprendeva la carriera di musicista o di cantante, mentre così adesso c'è la possibilità con a molti ragazzi di potersi esibire come succede oggi. Quindi la critica ai talent show ci sta e non ci sta, quindi sono anche utili e infatti si vedono i risultati. Guarda cosa abbiamo con te e con tutti quanti gli altri ragazzi che hanno Certo. cantato prima, quindi bravissima. Brava Aurora, benvenuta Bene. in squadra. Bravissima, Benissimo. veramente. Bene, adesso io devo presentare la bambina più piccola del concorso. Yes. Con il numero 17, Michelle. Quanti anni hai, Michelle? 6. Ah, Cosa ci canti? I re del mondo. Ma i re del mondo, ma tu lo sai che io la cantavo, i re del mondo? Sì. Ah, lo Cantala, sai. dai, sentiamo. I grandi re messi lassù guardano il mondo ma non sanno più che cosa è vivere con l'allegria che abbiamo noi sempre qui in compagnia. I grandi re non sanno che comprano tutto ma l'amore no, la solitudine li dannerà, mentre qua giù sempre festa sarà. Bravissima, bravissima. Sentiamo cosa devono dirti i giudici. Di quanto sei stata brava. sei bravissima, è stata una canzone bellissima, vitale, si vede da come muovi le gambe che sei anche una ballerina
quindi presto ti vedremo ballare. Io lo so, in questo caso spendo una raccomandazione mia, so di per certo che è una grande ballerina, oltre che una futura cantante di successo, quindi sentiamo i nostri colleghi cosa ci dicono. Ma sono qua. Bravissima, ma poi anche la spigliatezza che nel cantare, così. Non hai paura di niente tu? Sei coraggiosa o no? Bravissima, bravissima. Diventerai sicuramente una star. Brava. Beh, con quell'espressione così è diretta, no? Lei guarda direttamente, non è, cioè, no, bravissima, brava, mi sei piaciuta. Complimenti. No, ma guarda come ti guarda negli occhi, è proprio... Ti guarda negli occhi. Adesso io so che c'è una tua amica che vuole cantare con te una canzone, vero? Abbiamo qui sì. Maddalena. Brava. Loro canteranno insieme una canzone che hanno cantato a scuola in una recita e ci tenevano tantissimo a farvela ascoltare a tutti. Volevano rendervi partecipi della loro recita scolastica, vero? Sì. Allora abbiamo quindi Michelle e Maddalena con Augustus Loop. Guarda tua mamma. Augustus Loop, dentro il fiume ha fatto pluff. Sei grande, grasso ed ignorante e per la gente assai stancante. Mangia e bevi a sazietà, ma non ti nutri di volta. Avido, ingordo, goloso e gatto, guarda come ti sei ridotto. Ora poco basso ti cucineremo e poco grasso scioglieremo. Ora poco basso ti cucineremo e poco grasso scioglieremo. La mossa Pulp Fiction mi ha convinto, le voglio tutte e due con Augustus Loop e io le prendo volentieri in squadra con me, se vogliono gli altri giudici. Sì, siamo d'accordo. A te che sei il mio grande amore, il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e mi hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano fragile che potevo ucciderti stringendoti in te, e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che non ti piace mai e sei una meraviglia, le forze della natura ti sorprendono in te, che sei una roccia, sei una roccia, sei una roccia.
Bravissimo, Grazie. bravissimo. Molto molto emozionante questa prova, veramente. Bravo. Grazie. Allora, Grazie. Alessandro, bravissimo. Tra l'altro hai cantato una canzone molto difficile, hai cantato una delle mie canzoni preferite. Io amo tantissimo questa canzone, è una canzone commovente, ha un testo bellissimo. Sei stato molto bravo, l'hai cantata con una naturalezza, sei stato sciolto, no? Ho apprezzato tantissimo questa cosa, molto bella. L'hai cantata col cuore soprattutto, eh? Questo è importante perché quando si fa musica, la musica deve essere fatta prima col cuore, poi sai, qualche stonatura, qualche cosa può succedere, però tu non l'hai fatto stonatura, non sto dicendo questo. Però quando si canta col cuore si sente subito, eh? Tu hai cantato molto molto bene, quindi ti prendo, se sono d'accordo i giudici, ti prendo nel mio gruppo. Con molto dispiacere, devo dire, Alessandro, perché sei stato veramente bravissimo. È una canzone che anche a me sta particolarmente a cuore, forse perché conosco tutta la storia di quando Lorenzo l'ha scritta e che se ne dica, questa è una canzone difficilissima da cantare per tutta una serie di motivi che Beppe conosce molto più di me, però questa è una canzone veramente molto difficile, una canzone bellissima che tu hai interpretato davvero, davvero molto bene. Complimenti Alessandro. Grazie. Idem vale per me, devo dirti che la scelta di lasciarti dal maestro Calamosca ti apre uno scenario luminoso, una bella carriera, bravissimo, veramente convincente, molto molto bene. Grazie. È credibile, bravo. Grazie, grazie, grazie. Oh. Bene, siamo arrivati alla conclusione. Posso dire una cosa? Prego. Allora, io voglio ringraziare i miei compagni di viaggio, Flavio e Beppe. È stata una bella esperienza, ringrazio soprattutto ovviamente gli organizzatori Katiuscia è stato bello conoscere questi ragazzi talentuosi. Davide, ti conoscevo come cantante, non ti conoscevo come presentatore, sei bravissimo, hai una carriera, Bravo, carriera. Grazie, grazie mille, la mia prima esperienza, speriamo un'esperienza di tante altre. Ora passiamo ai ringraziamenti. Volevo ringraziare appunto il main sponsor della manifestazione, il The Untouchables Show Dinner Club, Amorà e Belvedere Costruzioni SPA, la società di produzioni KL Format and Communication SRL, soprattutto il centro commerciale Emisfero che ci ha in particolare ospitato, e in particolare il direttore Massimo Pagliani e Ilaria Carini che hanno sempre creduto nel progetto. Voglio ringraziare tutto lo staff di Junior Stars, il direttore Katiuscia Laneri, il produttore esecutivo Stefania Tolio, i redattori Eleonora Mele e Lorenzo Rolli, insieme alla troupe TV video di Joy TV e i Techno Sound. Ovviamente voglio ringraziare i giudici per la loro presenza che si sono prestati per questa bellissima esperienza. Vi ricordo di digitare www.juniorstars.info per seguire sempre ed essere sempre aggiornati sulle prossime tappe. Ricordo a tutti il prossimo appuntamento per il 10 aprile alla Grande Mela a Sonà di Verona. Grazie mille a tutti.